è già scomparsa la schermata sotto la barra di Windows, che non è un buon segnale, No, già, non ma dovrebbe andare così. non sarebbe dovuto accadere. Allora, ragazzi, noi siamo tornati in live. Diteci se ci vedete, se ci sentite, se si vede il gioco. Allora, dall'anteprima qui che vedo di Meld il gioco si vede, quindi se va tutto si dovrebbe vedere direttamente senza problemi. Il download del video è stato annullato, riprova. E non vedo e sento. Ok, mo sta dando lo stesso problema. Ho provato a fare la cosa che ho fatto prima su YouTube per provare a farlo ricollegare. Chiudete proprio la live e vedete se rientrando si rivede. La barra sotto di Windows che all'improvviso è sparita non era un bel segnale. Diteci adesso un attimino com'è la situazione. Ok, ancora adesso continuate a non vedere? Allora, questo credo che sia effettivamente un bug dei driver Nvidia, perché è successa la stessa cosa di prima e Nvidia Apps si è chiuso di sua spontanea volontà. Allora, è un problema dei driver nuovi Nvidia o di qualche impostazione? Voi adesso continuate a non vedere? Se no faccio un attimo un riavvio e di sicuro si risolve. Poi domani mi ci metto con calma e passo ai driver vecchi al limite così non abbiamo problemi e stiamo un attimino più tranquilli. Da YouTube adesso va. Ok, il Whitespot all'improvviso ci ha dato una risposta che non ci serve. Io l'unica cosa potrebbe essere questo che dà fastidio. Questo lo rimetto, usa l'impostazione 3D predefinita perché forse so sta cosa che ha aggiunto Nvidia che mi dà problemi. Qua è tutto disattivato. Su Twitch continuate a non vederci, giusto? Ragazzi, faccio un attimo un riavvio e torniamo così stiamo un attimo tranquilli. Datemi giusto qualche minuto. Ho capito che sono i driver, poi domani risolvo a sto punto.